Un caloroso benvenuto ai 57 carabinieri assegnati alla provincia di Treviso, che da ieri hanno iniziato il loro servizio. Sono giovani, alcuni giovanissimi appena usciti dal corso di formazione e pronti a entrare in contatto con la realtà del territorio. La loro età ha un valore aggiunto, condividono linguaggi, aspirazioni e dinamiche con molti loro coetanei, rendendoli capaci di comprendere, prevenire e intercettare situazioni di disagio prima che possano sfociare in comportamenti illegali. Non solo tutori dell'ordine, ma anche punti di riferimento per tanti giovani in grado di promuovere la legalità con un approccio moderno vicino alle nuove generazioni. Auguro il lavoro, ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, con la certezza che il loro impegno sarà prezioso per la sicurezza dei cittadini e per la loro crescita professionale. Zaia ha poi colto l'occasione per ringraziare l'Arma dei Carabinieri per la costante attenzione alle esigenze di sicurezza della comunità. L'assegnazione di un numero così significativo di unità è una risposta concreta alle richieste di maggior presenza delle forze dell'ordine, rafforzando la fiducia e la tranquillità della popolazione.